questa mostra che si rinnova ogni anno ha gli espositori del nostro territorio e territori anche attigui. È una mostra che fa parte della primavera del Prosecco. In esposizione ci sono quindi il Prosecco superiore di OCG e abbiamo poi il Refrontolo Passito. Sono due vini, diciamo, che sono del nostro territorio e costituiscono la nostra identità, la nostra tradizione. Io poco fa ho accennato a come i produttori abbiano saputo nei decenni mantenere la tradizione e rinnovarsi con l'innovazione tecnologica e con tutto quello che ha contribuito a fare di questi prodotti vinicoli un'eccellenza che ormai è riconosciuta a livello europeo, a livello mondiale. Quest'anno ospitiamo una tappa del Palio delle Botti nazionale, partendo da sabato 6 maggio alla sera con la presentazione delle squadre, che finirà col clou di domenica 7 maggio con la gara, le qualificazioni nella mattina e nel pomeriggio con la gara delle città che partecipano a questo palio. Sono 10 più la città di paese di Refrontolo che si daranno battaglia sulle nostre colline. Speriamo che riesca bene, è la prima esperienza da parte nostra, speriamo che il pubblico l'accetti, che venga sia una bella festa per tutti.